Partito il secondo tempo tra Cireale e Siracusa, si riparte dal Siracusa in vantaggio per 1-0, si alza il campanile, c'è forse un fallo commesso dal giocatore con maglia numero 7 Mascara, che poi rimane a terra e bisognerebbe evitare ostruzionismo. Sant'Anna poi recupera palla, la Cireale, pallone scodellato verso Frittitta, sbandierato un fuorigioco che non c'è. Sbandierato un fuorigioco che non c'è. Mentre si prepara una sostituzione per il Siracusa, settimo minuto di gioco, sta per entrare Fichera, esce proprio Mascara. Applausi dalla panchina retusea per Mascara, fischi dal tutto il Tupparello che viene giù letteralmente dai fischi. Frittitta cerca di guadagnarsi il fallo, cade in area di rigore, si continua a giocare, ma ancora la Cireale in possesso palla, ancora con Sardo, che poi commette lui fallo, calcio di punizione. Spalla scodellata verso il centro dell'area di rigore, ma lì Vitale non ha problemi. Colpo di testa però di Ricca, poi attenzione a questo pallone che arriva in maniera pericolosa dalle parti di Arcoria, che con coraggio esce e blocca da Maimone il contropiede del Siracusa. Maimone avanza, palla al piede, palla per Truglio, Truglio ha un controllo impreciso, Truglio in area di rigore, salta un uomo, ne salta un secondo, Truglio in mezzo, poi sbaglia l'ultima cosa. I calci di punizione fanno meno paura, ma attenzione perché è bello il pallone dentro di Arena. I giocatori della Cireale, attenzione perché la palla è buona per Sant'Anna che se lo allunga troppo la sfera, poi sarà calcio d'angolo per il Siracusa. Quando siamo arrivati al 22esimo minuto e sta per entrare Luca Barberi, esce Godino tra gli applausi. Seconda sostituzione anche per il Siracusa, fuori d'Agosta, dentro Grasso, pallone scodellato verso l'area di rigore, troppo su Vitale che blocca. Qua c'è Contino in fuorigioco e qui Contino andrebbe ammonito e infatti viene ammonito. Attenzione, ancora un'altra palla persa, questa volta da Raneri, il pallone messo in mezzo, il tiro e poi salva ancora tutto la difesa granata. Mister Ricca mette fuori proprio Pino Truglio, Paracchi in campo. Paracchi subisce fallo, calcio di punizione e cartellino giallo anche per Sant'Anna. Parte il fischio del direttore di gara, Messina la punizione, Vitale, grandissima parata su punizione di Messina. Ci arriva Barberi, Barberi prova a scodellarla in mezzo verso Maimone che non ci arriva per un pelo. Cireale ancora che recupera il pallone, palla che viene buona per Frittitta, Frittitta in area di rigore, il diagonale di Frittitta, Vitale, Vitale in corner. Frittitta. Entrata pericolosa e poi con un braccio, ma non c'è tempo, vuole giocare subito la Cireale, invece ferma tutto il direttore di gara perché deve andare ad ammonire un giocatore del Siracusa. Si tratta di Palermo. Peggiori, Sant'Anna prova a guadagnare la bandierina, guadagna solo un calcio di punizione, resta in attacco il Siracusa in questi ultimi minuti di recupero. C'è una bandierina alta da parte del primo assistente, il signor Di Paola di Catania. Ci sarà un altro cartellino rosso. Un altro cartellino rosso per un giocatore del Siracusa. Contino, sta uscendo ora Sant'Anna al minuto 50, entra Zappalà. Tutto è pronto per il calcio di punizione, il fischio dell'arbitro, parte Messina alto e finisce in questo momento probabilmente la partita. Così è infatti, vince il Siracusa, ma vince soprattutto Mascara perché è stato lui a risolvere la partita. Poco si è visto del Siracusa anche in superiorità numerica, la Cireale forse avrebbe meritato qualcosa di più. Comunque al Tupparello esce vittorioso il Siracusa per il secondo anno di fila. Siracusa 1, a Cireale 0, la Cireale incassa la prima sconfitta interna ma non l'ha meritata.